sta spingendo, ma vediamo un po' se riuscirà a farcela. Giannetti cerca anche una vittoria che può essere importante per la sua squadra. Quest'anno la Festina, questa formazione spagnola, seppur affiliata ad Andorra, ha allestito una squadra numerosissima e molto impegnativa anche dal punto di vista economico per contrastare in Spagna il superpotere della Banesto di Indurain. In realtà l'operazione non ha sortito l'effetto sperato. Abbiamo visto il bivio, quindi siamo proprio alle ultime battute. Ecco qui i due inseguitori. Ecco qua, questo è Stefano Della Santa con il numero 13 che scatta. Ecco. Si libera di Belli e sta ormai per raggiungere Giannetti. Vedete questo sforzo poderoso di la velocità doppia della Santa. Certo, ecco infatti Della Santa che riesce a staccare Giannetti e vince la grande Stefano Della Santa in 5 ore e 19 davanti a Mauro Giannetti con 4 secondi di ritardo. Al terzo posto Vladimiro Belli con 9 secondi. Aspettiamo il gruppo che è in ritardo di almeno 3 minuti circa. La bella vittoria dunque per Stefano Della Santa, già vincitore del Giro della